Il padrone non è l'uomo, è qualcosa di grandioso. Qua siamo noi, siamo i responsabili. Non è un virus. Il virus più grave che c'è sulla Terra si chiama uomo. Allora se tu rispetti l'universo, perché vogliono in coppa a Marte, in coppa a che, vogliono combinare solo guai, con i guai in coppa a guai, tu sta ferma rispetto al pianeta dove stai, lascia stare, non gli combinando guai, perché se tu sei che devi rispettare i fiumi, devono essere pieni di pesci, il mare, ma accade. Gli oceani sono cine di plastica, quelle sono cine cose. Cosa ci possiamo aspettare? L'inizio di questo territorio viene dal 1000 ed era territorio di Corleto Monforte. C'erano le case ricovero, poi c'è il territorio dissestato, che c'è acqua dappertutto, e poi c'era una zona malarica. Allora con la malaria non c'erano soldi e si è usato queste due leggi, 1902 e 8, per i paesi franosi. Così hanno inserito anche lo Roscigno e hanno pensato di non bonificare la zona di sotto e di fare un perimetro nuovo. Così dal 1908 si è iniziato il perimetro a Roscigno Nuovo. Io sono dal 97, c'era ancora l'ultimo abitante del luogo. Io non ho detto mai che sono un abitante qua. La mia dicitura, dopo la morte dell'ultimo abitante, è unico, libero, abusivo e speciale. Questo è un professore di fotografia. Ma qua ci sono cravatte da varie parti del pianeta. Non è che sono da Cina, dal Gran Bretagna, Brasile, Stati Uniti. Sono oltre 800, non è che da poco. L'anno scorso qua, come hanno aperto, ci sono state tante di quei, ma la maggior parte tutti giovani. C'erano giorni che c'erano 1000 persone, che si doveva conoscere anche da prima il potenziale che tenevi a casa tua e poi andavi altrove, perché hanno pensato tutto al contrario. È venuta venire la pandemia per scoprire i posti di casa mia. La speranza è l'ultima a morire, però i tempi che corrono non sono rose e fiori. Si poteva rispettare rispettandosi, invece no. Non si è fatto questo, oggi si pagano le conseguenze.